Bene, iniziamo il nostro incontro. Buonasera a tutti, sono Antonella Magaraggia, presidente dell'Ateneo Veneto, e vi do il benvenuto al nostro istituto. In ossequio alla tradizione che da sempre connota l'Ateneo, quale agorà cittadina, vogliamo occuparci della città, dei problemi della città, dei luoghi della città. L'occasione è il libro di Donatella Calabi, che è stato tradotto in inglese, e questo ci dà, dicevo, l'occasione per parlare dell'area rialtina, non solo di Rialto, che è, come dire, il luogo topico della città, ma del mercato di Rialto. I mercati, secondo me, sono uno dei punti nevralgici della città, perché sono i punti in cui la città vive, sono i luoghi che servono, dove la gente va ad acquistare, sono i luoghi come quello di Rialto, dove circola la cittadinanza vera, come era e come è ancora al mercato di Rialto, perché i veneziani vanno ancora ad acquistare al mercato di Rialto, mercato però che nel tempo vieppiù si è snaturato, è diventato altro da sé, ha cambiato spesso posto. Io lo ricordo quando lavoravo in tribunale, lo ricorderà anche la Presidente Romei, quando era proprio sotto le aule del tribunale, quando ci si ritirava in camera di consiglio magari per decidere cose molto serie, si sentiva un succa barucca e diciamo che l'atmosfera diventava diversa ed eravamo in contatto con la realtà cittadina. Mano a mano, dicevo, si è spostato, si è svuotato, è diventato sempre di più un mercato per turisti e poco per i veneziani, che comunque continuano ad andarci. È un mercato che va ripensato, come succede in tanti altri posti. Io ricordo a Londra Borough Market, che è un luogo frequentato dai londinesi ma anche dai turisti, ed è un luogo che è diventato bellissimo, pieno di attività. Ecco, oggi parleremo di questo, come ripensare l'area rialtina e come ripensare il nostro mercato di Rialto. Per far questo abbiamo degli illustri relatori che saranno coordinati dal Presidente Scarante, già Presidente, mio predecessore all'Ateneo Veneto, al quale lascio subito la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Cercherò di dare un ritmo, come posso dire, snello a questa serata, perché il tema di questa sera, cioè quale futuro per il mercato di Rialto, non è uno di quei temi astratti che uno ascolta, si siede e poi a casa ci ripensa, è qualcosa che tocca la carne, il cuore di tutti i veneziani, e quindi vorrei arrivare rapidamente alla possibilità di un dibattito fra di noi e con voi, perché credo che sia quello forse il momento più interessante della serata. Quindi farò una brevissima introduzione, come mi è stato chiesto, poi cederò la parola ai nostri ospiti, che vi presento subito rapidissimamente, e poi cederò la parola all'ospite, diciamo, al protagonista di questa serata, Donatella Calabi, che ha scritto il libro che in qualche modo dà lo spunto per il nostro incontro, e poi apriremo naturalmente il dibattito con voi, nell'auspicio che sia un dibattito interessante e intenso. Allora, Donatella Calabi, si dice Calabi, vero? Perché intanto qualcuno dice Calabi, vero? Calabi, che vuol dire vengo da Aleppo, vero? E quindi, vedi. Allora, Donatella Calabi è una personalità molto nota nel contesto veneziano e non solo. È una docente universitaria, ricercatrice di altissimo livello, è autrice di un numero
enorme di pubblicazioni, che tra l'altro sono state tradotte in un numero altrettanto enorme di lingue, compreso l'arabo, il giapponese e cose del genere. La sua attività, e mi preme sottolinearlo, la sua attività accademica, la sua attività anche di vita professionale, si è molto spesso interconnessa con l'estero. Lei ha avuto esperienze in Francia, in Spagna, il che le permette di avere, oltre alla preparazione che ha, una cosa che io credo molto importante, cioè quell'apertura sul mondo che le permette di guardare ai problemi con una conoscenza maggiore. Allora, a questo curriculum straordinario ne ha aggiunto ora uno, che è l'anima e direi la mente del movimento civico Progetto Rialto, che questa sera, diciamo, è qui virtualmente presente in toto. Ed è autrice del volume Rialto, di cui oggi noi in qualche modo parliamo e parleremo. Poi, sempre con rapidità, e me ne scuso, Deborah Howard è professore emerito della Cambridge University. È però una veneziana di adozione, è specialista in arte e scultura del Rinascimento, ha scritto su Venezia, ama Venezia, credo che ami Venezia con quella attenzione, quella passione che molto spesso solo chi non è nato a Venezia riesce ad avere nei confronti della nostra città. Liana Levi è responsabile di una casa editrice francese, molto attiva e molto interessante, che pubblica molto su Venezia, la ringraziamo molto, sappiamo l'attenzione che la Francia ha spesso nei confronti della nostra città. Ha regalato, credo, ha donato proprio al movimento civico di Progetto Rialto un opuscolo Venezia Viva, che è diventato una specie di, come posso dire, non dico il libro di Mao che veniva sventolato, il libretto verde, ma insomma è diventato qualcosa di importante all'interno del movimento civico. Ecco, non è verde, ma Sergio Pascolo lo sveglia. Poi c'è Sergio Pascolo, architetto, docente allo UAV, promotore di Venice Urban Lab, è autore di un volume che si chiama Venezia secolo XXI, che io consiglio a tutti, non ho nessuna percentuale sulle vendite, lo consiglio spassionatamente, perché credo che sia oggettivamente la più intelligente e accurata visione di Venezia che noi oggi abbiamo. Io mi permetto di dire che è un volume che direi obbligatorio alla lettura a tutti i nostri amministratori, locali, nazionali e regionali. Comunque leggete Venezia secolo XXI perché, e qui mi chiudo adesso naturalmente, dal nostro punto di vista di oggi fa una disamina dei problemi di Venezia estremamente lucida, ma non finisce dicendo non c'è niente da fare, andiamo tutti a casa. Finisce dando delle prospettive, inserendo i problemi di Venezia nel contesto attuale, che danno delle aperture straordinarie alla città e quindi merita anche per quello di essere letto. Bene, ma tornerei al nostro incontro e all'inizio. Perché Rialto? Ecco, io vorrei dire un attimo due parole su Rialto. Perché a me è capitato di girare per il mondo e di vedere Rialto nei luoghi più strani. L'ho visto in una grande multinazionale a Shanghai, c'era un bellissimo, c'era un dipinto che raffigurava il ponte di Rialto. L'ho visto a Yerevan, al Ministero degli Esteri armeno, voi sapete il legame degli armeni con Venezia è fortissimo, al Ministero degli Esteri armeno c'era un quadro che rappresentava Rialto. Ecco, perché Rialto ha questa capacità evocativa? Certo, altre parti della città ce l'hanno, la piazza, il campanile, ma Rialto è qualcosa di particolare, ha un nome che ancora oggi è un nome molto forte. Ecco, perché Rialto è così forte? Perché io credo che è l'espressione più compiuta della peculiarità storica della Repubblica di Venezia. Mi spiego meglio. Voi sapete che nei primi secoli, pensate al 1100, 1200, 1300, quegli anni, quel periodo storico, gli stati, diciamo, erano principati, in genere, stati autoritari diremo oggi, ma allora non si poteva dire, erano stati che avevano economie completamente chiuse, il commercio era limitatissimo, anche perché le strade romane erano andate in decadenza, quindi erano un mondo di questo tipo. Ecco, in questo mondo, così caratterizzato da queste limitazioni, si afferma Venezia con una missione completamente diversa. Venezia immediatamente pone, per molti secoli, al centro della propria missione il commercio internazionale. Cioè una visione modernissima. Il commercio internazionale è stato posto al centro dell'attività degli Stati del secolo scorso o del secolo precedente, diciamo, no? Venezia invece interpreta questa idea, la sua mission, il suo core business, direbbero gli inglesi, è il commercio internazionale. E crea un impero che è un impero, come si suol dire, funzionale, non un imperio, non è imperialismo. Venezia non vuole far diventare i greci veneziani, i turchi veneziani, Venezia vuole che il proprio commercio internazionale sia tutelato attraverso anche un impero che ha questa natura funzionale. Ecco, vi dico questo perché? Perché la massima espressione di questa
concezione dello Stato, forse la troviamo proprio a Rialto. Rialto diventa il centro dell'economia commerciale del mondo, per molti anni addirittura un centro unico, no? Donatello, importantissimo. Diciamo, Rialto può essere equiparato, non lo so, se oggi qualcuno si occupa di finanza pensa a Wall Street, pensa a Londra, se uno si occupa di agroalimentare pensa alla borsa di Chicago dove vengono stabiliti i prezzi degli alimentari e così via. Ecco, Rialto è stato questo per un lunghissimo periodo e quindi questo è rimasto, è stato il luogo in cui più si è riassunto questa funzione modernissima dello Stato veneziano, il commercio internazionale. Allora, questa sostanza dell'essere Venezia che si vede in Rialto fa sì che Rialto in qualche modo è l'espressione massima della potenza commerciale veneziana, in certi periodi naturalmente. Ecco, come Rialto è stata l'espressione massima della potenza commerciale di Venezia, oggi la sua decadenza è l'espressione forse massima dell'intera decadenza di questa città. Ecco perché l'intervento di Rialto non è un intervento qualunque. È un intervento simbolico, è un intervento su problemi che, insomma, li vedrete, sono problemi che conosciamo. Il commercio, la struttura del commercio è completamente cambiata, ci sono i centri commerciali, i mercati sono in crisi dappertutto, non è Venezia che ha un mercato in crisi, in tanti mercati sono in crisi. Però Venezia ha una particolarità, che parlando di Rialto noi parliamo della città. E ben venga questo movimento civico di Rialto che non solo non si è limitato a dire Rialto sta decadendo, il mercato sta sparendo, eccetera, eccetera. E guardate che per i veneziani Rialto, funzione e luogo, è rimasto intatto. Mia mamma quando diceva vado a Rialto, non andava a passeggiare sul ponte, andava al mercato di Rialto. Noi il mercato, la funzione e il luogo abbiamo la stessa cosa. Ecco, dicevo, questo movimento per Rialto che ha elaborato un progetto che io conosco, ma che naturalmente ne può parlare con maggiore autorevolezza chi l'ha elaborato, ma è un progetto intelligente che coniuga la cultura, il commercio, l'artigianato, il tutto cercando di rivitalizzare un luogo sulla scia di altre esperienze simili, perché non è che siamo soli al mondo, non è che il ponte ci separi dal mondo, c'è Tolosa, Barcellona che hanno fatto operazioni simili, anche se non sono uguali ovviamente a Venezia. Ecco, allora io chiudo questa mia introduzione facendomi una domanda a voi. Di fronte a un progetto così intelligente che è perfettibile, che può essere modificato, può essere alterato, non possiamo sviluppare, ecco, ma come mai? Ma perché nessuno ha pensato che tutti questi soldi che piovono dal PNRR europeo, che sono soldi salvifici, ma perché non li usiamo per fare progetti di questo tipo a Venezia? Proprio progetti che se hanno successo rivitalizzano una zona, ma a catena rivitalizzano tutto il resto, perché è evidente che la società viene rivitalizzata, l'economia, il commercio, la cultura, tutto quanto, e possono essere replicati su altre parti della città. Ecco, la domanda che volevo farvi è questa: ma perché dei 4-5 miliardi che arriveranno a Venezia non se ne destina addirittura 1 per miliardo? Perché sapete come fanno gli artiglieri che concentrano i loro tiri su un unico punto perché hanno maggiore efficacia? Forse a volte è meglio concentrare le proprie risorse su un'unica cosa. Ecco perché un progetto come quello di Rialto non è stato prescelto come esempio di progetto da realizzare a Venezia. Io me lo chiedo questo e ve lo chiedo anche a voi, voglio vedere cosa mi rispondete. Forse perché dovevano leggere il libro di Sergio Pascolo, i nostri amministratori dovevano leggere il libro di Sergio Pascolo, anche per quello secondo me. Però guardate, è una domanda importante, perché noi abbiamo bisogno di progetti che siano concreti, veri e reali, come più o meno è questo, io non lo conosco nei dettagli, ma che siano anche visionari. Cioè non possiamo pensare ai conti continuamente, perché non ne possiamo più del pareggio di bilancio, di tutte queste cose. Abbiamo bisogno di progetti che ci diano una speranza e ci dicano la possibilità che qualcosa può cambiare. Bisogna tornare arbitri del nostro destino. Non possiamo lasciare che questa città sia in mano non posso dire a chi, perché magari è presente in sala, si alza e mi dà un pugno in faccia, però insomma scoprire che il motondoso è provocato da chi voga remi, cose del genere, è una cosa che ci lascia abbastanza interdetti. Basta, non se ne può più di queste vicende, no, smettiamola, pigliamo in mano il nostro destino, ed è per quello che credo che questo progetto di Rialto possa essere preso ad esempio, e spero anzi che di questo tipo di progetti, che sono progetti, sono parole antipatiche, integrati, globali, ma così devono essere. Non possiamo pensare di restaurare la casa Rialto, restaurare il banco del mercato e lasciare tutto il resto uguale. Dobbiamo intervenire in maniera più articolata. Ecco, io spero che questi progetti penetrino prima o poi, però dobbiamo anche noi, anche voi,
cercare di portarli avanti. Cioè dire, guardate, noi non vogliamo le piste ciclabili, ma vogliamo il progetto di Rialto, ecco, per esempio, no? Se le infrastrutture sportive e le piste ciclabili mi piacciono moltissimo, io amo lo sport e vado in bicicletta, ma però per Venezia, permettete, ci sono altre priorità, mi pare in questo momento, che sono ben rappresentate dal libro di questa sera e spero dal dibattito che noi avremo. Allora, io mi fermo qui e cedo la parola al nostro primo oratore, non raccomandandomi la brevità, ma insomma nell'interesse di tutti. Deborah Howard, Cambridge University, l'abbiamo già presentata, prego, a te la parola. Buonasera a tutti, mi fa piacere vedere tanta gente riunita qui per parlare di questo argomento così importante per la città. È un privilegio partecipare in questa discussione sul futuro del mercato di Rialto e in particolare sul libro della professoressa Calabi. Per cominciare, parliamo di metodo. Il libro mi pare un modello esemplare per lo studio dell'essenza del luogo, il cosiddetto genius loci. Questo titolo non è semplicemente un saggio di storia, né una guida, né un tratto polemico, né un ricordo personale, ma invece intreccia sottilmente tutti questi metodi: storia, guida, polemica e ricordo. La sapienza storica contenuta nelle sue pagine è senza pari, ma spesso la storia si racconta al rovescio, cioè da adesso verso il passato, come si legge per esempio nel capitolo sul ponte di Rialto. Questa insistenza sulla continuità della storia attraverso i secoli, avanti, indietro e persino a zigzag, ci aiuta a capire la flessibilità e la resistenza dell'isola di Rialto durante i crisi e i momenti di crescita. Assomiglia agli scavi archeologici, nei quali le scoperte si rivelano dal presente verso il passato. La storia non è semplicemente un narrativo cronologico, ma un palinsesto che rivela le sue tracce attraverso i strati nello spazio e nel tempo. Come si vede qui in queste iscrizioni che si leggono con un po' di difficoltà, ma che ricordano un passato ricco di storia. Il libro non esclude ovviamente i monumenti statali o nobili, ad esempio come qui l'ala ovest del campo di Rialto con l'iscrizione dedicata al doge Leonardo Loredan e sotto la pietra del bando il palco da dove veniva declamato il potere della Serenissima. Però si tratta anche di elementi semplici, espedienti o banali, come questa porta allargata per farci passare le botti di vino. Non avevo mai visto questa porta, sono felice di averla scoperta. Come nel caso della città di Londra, il ripristinamento del mercato nell'epoca moderna si può attribuire a due notevoli conflagrazioni, nel fondaco dei tedeschi nel 1505 e del mercato stesso nel 1514. Quest'ultima accaduta disastrosamente durante gli anni di guerra, la guerra di Cambrai. L'occhio del governo guardava ogni rinnovamento, come si vede nell'iscrizione sul barbacano davanti alla trattoria della Madonna, che ricorda la massima sporgenza autorizzata dai magistrati
come ha notato il Ferguson nel suo libro recente. Non avevo mai notato questa iscrizione neanche. È notevole che i modelli di architettura si scambiavano come le merci. Qui aggiungo un altro caso di tali scambi. Per le fabbriche nuove di Rialto, Jacopo Sansovino, sempre sensibile al contesto veneto, ha preso come punto di partenza il Palazzo del Monte di Pietà di Padova dell'architetto veronese Falconetto. Non solo la facciata, con l'aggiunta di un secondo piano, ma anche le semicolonne attaccate ai pilastri ricordano il prototipo padovano. A sua volta, questa tipologia sembra aver influenzato l'architetto inglese Inigo Jones nella piazza di Covent Garden a Londra, come si vede nell'edificio a destra. Inoltre, nel contesto di scambi internazionali, troviamo nel libro della Calabi il significativo esempio del modellino del ponte di Rialto, adesso conservato a Norimberga, portato attraverso gli Alpi dall'architetto Wolf Jakob Stromer per informare la statica del suo ponte di Fleischbrücke, eseguito solo 10 anni più tardi. Sia la memoria personale dell'autrice come la memoria comunale dei cittadini veneziani viene coinvolta nel libro per criticare molti sviluppi recenti che sembrano drenare la linfa vitale del mercato. Nello stesso tempo l'autrice mantiene sempre, e questo è molto importante, come abbiamo sentito, una mentalità ottimista e positiva. Approfitto di questa occasione per aggiungere una mia tristezza. Nella campana centrale delle fabbriche nuove, con grande sensibilità alla storia della città, Jacopo Sansovino ha incorniciato la facciata della Cadamosto, uno dei palazzi più antichi rimasti, una prospettiva che termina una delle due assi principali dell'isola del Mercato. Mi rammarica molto la decisione delle autorità di posizionare esattamente in questo punto il pontile del Vaporetto numero 1. Questo esempio illustra il continuo conflitto fra la memoria storica e il futuro, un dialogo esplorato con grande sensibilità in questo libro eccezionale. Aspetto con entusiasmo la nostra discussione. Grazie. Come vi avevo anticipato, la professoressa Howard parla non solo con competenza ma anche con grande affetto delle nostre pietre veneziane, l'abbiamo visto e insomma la ringrazio per questo bel intervento. Cedo la parola a Liana Levi, prego. Forse è meglio con quello. Sì, è meglio con questo. Forse. Scusate, mi alzo così vi vedo tutti. Allora, Giampaolo Sacranti ha pronunciato una parola alla quale tengo molto, in particolare in genere nella vita, ma in particolare quando si tratta di Venezia, ed è la parola ottimismo. E quello che sento nella città, sono qui da ormai 30 anni, purtroppo è una visione generalmente molto pessimista e rassegnata. E quello che mi ha deciso, grazie Donatella di avermi accompagnato a fare questo libro
che si intitola Venezia è viva, è perché questo era un cartello posto a rialto su una delle facciate, non so come definirla, e quando l'ho vista ho detto a Donatella, eravamo andati così per vedere il luogo che io ovviamente conoscevo, ma non siamo potuti entrare al primo piano, questa può essere la copertina di un libro, perché è così che vedo la città, cioè una città viva, con molte potenzialità e che effettivamente chiede aiuto, e chiede aiuto probabilmente a noi che siamo semi-veneziani, cioè un po' veneziani e un po' foresti, chiede aiuto al mondo, però chiede aiuto soprattutto a voi, veneziani di sempre, perché insomma dovete, a mio parere, è un appello che vi lancio, smettere di pensare che la città è morta e che non ha possibilità. Invece, in realtà queste possibilità le ha, e le ha ancora di più oggi, perché c'è una svolta nel mondo molto importante e questa svolta mostra che una città come Venezia è estremamente moderna, almeno questo è il mio modo di vedere le cose. Non più tardi di questa mattina ho preso casualmente un caffè con un agente letterario che ha scelto di venire a vivere, viveva a Parigi, è così che la conosco, è italiana, ha scelto di venire a vivere a Venezia perché considerando l'insieme della situazione ha pensato che era la città che in fondo si addiceva meglio al suo lavoro, che lei poteva esercitare il suo lavoro da qui. Perché effettivamente tutti noi ormai siamo stati abituati a lavorare durante questo periodo del Covid in parte a distanza, e dunque perché non usufruire di questa cosa che inizialmente ci è sembrata un peso? Ecco, questa è una delle riflessioni tra le tante che vi do, però soprattutto vorrei dirvi: non rassegnatevi per favore, perché questa città ha delle possibilità enormi, e quando dicevo prima al mio vicino di sinistra cerchiamo di essere ottimisti perché abbiamo fatto qualche passo avanti con le navi, certo non siamo arrivati sino in fondo, però ci sono stati dei progressi nella città e ce ne devono essere ancora. Ringrazio molto Donatella di avermi associato a questo progetto di libro opuscolo che purtroppo adesso è esaurito perché non avevamo previsto un successo così importante, ma anche la ringrazio di avermi associato, perché noi che siamo cittadini a metà abbiamo bisogno che ci riconosciate. Quando mettete gli striscioni 49.999 non ci contate, invece Veritas ci conta e arriva al punto di 100.000. Io vorrei che, veramente lo vorrei, che contaste su di noi, perché noi abbiamo scelto questa città, dunque l'amiamo particolarmente, almeno quanto voi, insomma non rassegnatevi, ecco, è questo che volevo dirvi. Grazie Eliana, un bellissimo appello all'ottimismo. Intanto abbiamo appreso che l'agente letterario che tu conosci ha preferito Venezia a Parigi, quindi Venezia batte Parigi 1-0, non è male, no, su questo aspetta. No, scherzi a parte, credo che l'appello all'ottimismo sia importante, ma guardate, intendiamoci bene, l'ottimismo non è l'ottimismo dei creduloni o delle persone che sono, non è l'ottimismo dell'emozione, ci sono ragioni oggettive per essere ottimisti. Ragioni oggettive che noi non vediamo perché non le vogliamo vedere, cioè, e per vederle dobbiamo alzare gli occhi da Venezia. Noi abbiamo i problemi di Venezia che sono sempre quelli, sì, più o meno, no? Alcuni restano sempre quelli, altri magari se ne aggiungono. Ma oggi questi problemi, se ci guardiamo intorno, e adesso ce lo spiegherà Sergio Pascolo,
le prospettive di soluzioni sono radicalmente cambiate. Cioè il problema è che noi, non so, il lavoro a Venezia, che noi ipotizzavamo 20-30 anni fa, si poneva in un certo modo. 40 anni fa il lavoro a Venezia voleva dire portare un'industria a Venezia. È chiaro che a Venezia non si poteva portare un'industria automobilistica, no? E quindi il problema era grave. Oggi, nel 2020, è successo di tutto e sta cambiando il mondo, per cui, e questo cambiamento del mondo non sta andando contro Venezia, come è successo in passato, perché tutta l'industrializzazione in fondo è stata contraria a Venezia, no? Abbiamo cercato con Marghera, Giudecca, ma insomma, non siamo riusciti a stare dietro. No? Oggi questo sviluppo è a favore di Venezia, cioè noi stiamo andando in una specie di alveo con la corrente a favore, ma se non la vediamo e non la interpretiamo e non siamo conseguenti, è del tutto inutile. E quello che vi sto dicendo non è farina del mio sacco, ma è farina del suo sacco, per cui adesso passo la parola a Sergio Pascolo che ci spiegherà molto meglio quello che ho appena detto. Grazie Giampaolo. Sì, sicuramente questo che adesso ha riassunto Giampaolo è un po' il filo rosso di questo libro che ha già citato, e anche lo cito di questo libricino Abitando Venezia, che è stato scritto ancora prima, era un po' l'introduzione di questo che io avevo scritto nel 2012, quindi esattamente 10 anni fa, e che cito per due motivi. Uno perché la casa editrice Corte del Fontego mi aveva chiesto di fare questo libro esattamente per i motivi di cui parlava Lidia Levi prima, cioè perché anch'io sono un cittadino nuovo di Venezia, mi sono trasferito qui nel 2006, quindi qui all'epoca avevo già 6 anni di esperienza da cittadino e anche da in qualche modo operatore attivo, perché insegnando all'IUAV avevo già accumulato una serie di progetti con gli studenti sulle trasformazioni possibili. Però già nel 2012 mi avevano chiesto appunto di parlare di abitare Venezia, quindi di Abitando Venezia è stato il titolo che è stato scelto, e anche questo aveva questo spirito, cioè al di là delle messa in luce delle problematiche, dei problemi grossi eccetera eccetera, anche degli scandali, si era in mezzo allo scandalo del Mose in quel periodo, la casa editrice voleva anche una voce propositiva e ottimistica, e il mio ottimismo già allora iniziava proprio da questa questione delle condizioni specifiche di questa città che a mio avviso corrispondono esattamente alla vera e nuova modernità. In qualche modo l'esodo di abitanti che ha iniziato, come sapete tutti, nel primissimo dopoguerra, già dal 51, quando si è toccata la soglia massima di quasi 175.000 abitanti, poi è iniziata la discesa. Quella discesa lì è stata causata da molti motivi, naturalmente da un intreccio di motivi, però uno di questi era anche, oltre che il posto di lavoro a Marghera, a Mestre, però uno dei motivi era anche l'identificazione con la modernità. Cioè è indubbio che le case qui erano piuttosto insalubri, c'era umidità, non erano neanche ristrutturate come lo sono adesso, c'erano diverse problematiche, quindi questo mito ovviamente della casa sana, ma anche dell'automobile, del poter dei supermercati, per quello assolutamente il punto centrale è assolutamente quello che ricordava Giampaolo Scarante adesso. In quel momento c'è stata una confluenza di idee e di scelte da parte di tanti cittadini che portavano tutto in quella direzione. Ecco, sono passati 60 anni e giustamente adesso stiamo in un'epoca quasi al 100% rovesciata, perché adesso noi che studiamo le città del mondo sappiamo, ma anche se ne legge anche sui giornali, che non per un semplice ambientalismo, ma per una coscienza collettiva che riguarda anche la questione planetaria, ambientale, ma non solo quello, riguarda la questione energetica, ma non solo nel maniera spicciola,
riguarda tutta una serie di questioni, tant'è che le città di oggi, le città più evolute, le città che hanno amministrazioni più illuminate in tutto il mondo, in particolare in Europa, si stanno dando da fare per cercare di avvicinarsi, e adesso qui lo dico in maniera un po' sintetica, al modello Venezia, sostanzialmente alla città pedonale. Allora, per fare questo, nel fare questo ragionamento è giustissimo che sia molto importante capire cosa sono i valori e cosa sono i disvalori di una città. Capire in che senso? Nel senso di provare anche a dare un'interpretazione a cosa sono le realtà oggettive. Allora, l'andare a fare la spesa per contrastare questi due modelli, no? Andare a fare la spesa con la station wagon in un grandissimo supermercato con un grandissimo parcheggio davanti, se non addirittura con un garage, per cui non ci si bagna neanche per tirar fuori la spesa dal carrello e metterla nel baule. È il nostro obiettivo di qualità in assoluto unico e migliore, oppure forse anche no? È chiaro che noi qui stiamo parlando di andare a fare la spesa non per 15 giorni, in case dove non ci sono i mega frigoriferi stagionali, e andiamo probabilmente al mercato di Rialto quando ci riusciamo, o anche nelle piccole botteghe di vicinato, sperando che rimangano oppure che tornino a nascere, facendo delle spese, diciamo, quasi meno che chilometro zero, sperando di comprare prodotti a chilometro zero, auspicabilmente dalla laguna. A questo punto questo valore è un valore da mettere sul piatto della bilancia, in completo, come dire, antitesi all'altro valore. Qual è la comodità maggiore? Quella di andare a piedi, muoversi, fare del movimento. Una delle cose che in entrambi i libri ho sempre, la cito solo perché secondo me è proprio cruciale, una delle cose che io considero uno degli elementi fondamentali della modernità di Venezia in questo senso è la qualità del tempo, cioè la velocità di spostamento che ci viene, un altro valore che ci viene sempre come dire, venduta come l'assoluta, come dire, il biglietto da visita della contemporaneità di una città. Non è in quanto tale un valore, perché il valore non è la velocità con cui ci si muove, ma il tempo necessario a muoversi da un punto all'altro, fondamentale per la tua vita quotidiana. E in questo caso Venezia, sappiamo benissimo, abbiamo parlato di Parigi, di Londra, di grandi città, di Milano, sappiamo benissimo che nella media delle grandi città dove ci si sposta velocemente si impiega 30, 40, 50 minuti per andare da un posto all'altro. Allora, quando si introduce la qualità del tempo, cambiano di nuovo i valori. Inoltre, quando, per chiudere sull'andare a fare la spesa, la qualità del tempo è anche negli spostamenti obbligatori quotidiani, che è un valore aggiunto assoluto. Quindi nel momento in cui per andare dal commercialista o dal dentista o nel proprio posto di lavoro, quel tempo, che siano 10 minuti, che siano 15 minuti, è un tempo molto diverso dal tempo passato in una metropolitana o in coda, in macchina, con lo stress, eccetera, eccetera. Sono tutte le cose che sappiamo. Ecco qui un po' il motivo dell'ottimismo, il motivo giustamente sottolineato da Scarante, il motivo di sapere che questa città ha le carte. Queste sono tutte opinioni, per cui è difficile utilizzare la parola oggettiva, però ha in qualche modo dei motivi abbastanza convincenti per dire siamo nella traccia giusta della storia, in questa direzione. Addirittura oggi le città del futuro che stanno immaginando nei paesi arabi, nel deserto, eccetera, eccetera, sono città sostanzialmente al 100% pedonali, al 100% ecologiche, al 100% emissioni zero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa modernità per il futuro,
non è che la modernità è nel senso che questa è una città attuale adesso, è proprio una città è attuale nel futuro, e su questo naturalmente speriamo tutti di poter lavorare. Per focalizzare di nuovo la discussione un po' sul mercato di Rialto, sulla traccia di questa guida libro di Donatella Calabi, che dà una quantità di informazioni straordinarie di tipo storico, sulle quali io, vista anche il dibattito tra voi due, altissimi livelli storici, non entro, però naturalmente è una ricchezza assoluta poter leggere, apprendere le vicende che hanno portato anche allo sviluppo fino ad oggi di questo luogo straordinario, che è appunto, mi sembra che anche in questo libro c'è un'altra foto famosa, no? È il cuore di Venezia, no? Infatti uno dei grandi manifesti era anche il corno se vende, e infatti non vogliamo che si venda e non vogliamo che nessuno pensi che si possa vendere. Ecco, io direi che, per chiudere con alcuni ragionamenti più focalizzati proprio su Rialto, mi sembra che a me adesso viene in mente, sentendo anche l'incrocio degli interventi precedenti, una cosa che cita Donatella Calabi, mi sembra proprio nei primi capitoli, e che è stata già ripresa un po' da Giampaolo Scarante. Rialto, luogo di una popolazione multicolore e cosmopolita. Ecco, questo credo che sia uno dei fattori da mettere insieme con quello che abbiamo detto fino adesso, perché anche questa è l'attualità di questa città, se sappiamo far andare tutto in questa direzione. La città cosmopolita che Venezia è stata nei tempi e nei secoli della Serenissima, insomma, e del grandissimo, appunto, del World Trade Center di allora, è qualche cosa che oggi si può ricostruire. E su quali elementi? Secondo me su 3 tracce fondamentali. Una è quella, lo dico con un po' di imbarazzo perché è una parola un po' ingombrante adesso, ma è quella della sostenibilità. Questa è una città, io ho sempre detto parecchio tempo fa, è una città che è intrinsecamente sostenibile. E in questo, che è naturalmente non solo la morfologia di città pedonale, ma come è raccontato anche chi conosce la storia, soprattutto nella città d'acqua, perché la città d'acqua era il vero motore della circolazione della città. Oggi la città pedonale, questi 2 fattori sono entrambi fattori e driver di sostenibilità complessiva, perché l'acqua, che è il suolo di questa città, è qualcosa di opposto al cemento, all'asfalto e a tutto quello che è grigio, che è il suolo delle città, diciamo, diverse da questa. Quindi il fattore numero 1. Il fattore numero 2 è l'elemento che Donatella Calabi riprende più volte raccontando Rialto, l'elemento della complessità, che è già stato accennato prima. I mercati di allora erano mercati, appunto, che si avvicinavano più alle borse, erano un luogo d'affari, un luogo di scambi, un luogo anche, questo ci avvicina ad oggi, di scambi di informazioni e di conoscenze. E quindi, e oltretutto, era un luogo di miscelazione di attività, non veniva solo scambiate merci prevalentemente alimentari, ma venivano scambiate merci anche prodotte dagli artigiani locali, vengono citati i calzolai piuttosto che la lana, piuttosto che la seta. C'erano tante produzioni che diventavano anche commercializzazione, ma in un ambiente in cui c'era produzione, e questo binomio produzione e commercializzazione oggi è qualcosa di importante da sovrapporre, perché in questa città oggi più che la commercializzazione c'è la superabbondanza di esposizione, no? E quindi, parlando dell'arte, che è una e della cultura, che è il terzo elemento su cui si potrebbe fare cardine proprio per questo rilancio, ecco che l'arte, l'artigianato
potrebbero essere sempre di più prodotti in questa città e non solo esposti in questa città. L'ultimo elemento, a mio avviso, per alimentare anche con voi la discussione è la questione della formazione. Oggi noi viviamo in una società in cui diciamo che il long life learning, il vivere apprendendo, l'insegnamento continuo è sempre più importante. Ed è parte strutturale, credo, della società di oggi e soprattutto della società di domani. E quindi io penso che proprio la coesistenza di tantissime attività, ahimè, molte delle quali anche quelle un po' in bilico, in pericolo di sopravvivenza, possono forse trovare gli spazi, e qui arriviamo nel centro del discorso sulla rivitalizzazione di Rialto, gli spazi per la trasmissione di questo sapere e la trasmissione di questi, anzi al plurale, di questi saperi che sono molteplici, tantissimi, alcuni sono eccellenze uniche nel mondo, possono sembrare marginali rispetto alle macroeconomie del mondo fatte dalle multinazionali, invece penso che il mondo abbia bisogno anche proprio di queste eccellenze artigiane, perché man mano che il mondo e la società aumenta in termini di tecnologia, in termini di intelligenza artificiale, è sempre più necessaria una compensazione con l'energia e con l'intelligenza umana e con la capacità umana di operare. Anche per questo credo che Venezia possa diventare uno di quei luoghi del mondo dove si attraggono queste energie. Ecco che allora io immagino, mi piacerebbe iniziare adesso questa discussione con voi tutti, il mercato di Rialto come qualche cosa che diventa un magnete, come ho detto all'inizio, di persone multicolori e cosmopolite, che si occupano di tutti gli aspetti che possono ruotare attorno a quello che si considera il mondo della creatività, che è amplissimo, che va dalla musica al teatro, alla danza, al design, anche ai nuovi media, e alla gastronomia, perché oggi è diventata una questione molto diciamo di ricerca, oltre che e alla questione del coniugando tutti questi elementi e queste categorie con la questione della formazione, dell'insegnamento. Chiudo questo intervento dicendo che queste due categorie di azione, la creatività e la formazione, sono anche parte di due progetti dell'UNESCO. L'UNESCO ha un programma che si chiama le città creative, che sono 180, e ce n'è una decina in Italia, ma Venezia non appartiene, però potrebbe essere tramite Rialto un'idea quella di provare a verificare, anche di introdurre, di autocandidare Venezia a entrare in questo coacervo di città, che sono un network di scambi, e quindi ecco che forse proprio in Rialto potremmo trovare dei luoghi fisici anche dove avere sede questo scambio e questa base per dialogare con le altre 180 città creative. E sempre l'UNESCO ha anche un secondo programma, che è il programma delle Learning Cities, delle città che apprendono, delle città fatte per apprendere, e anche quello credo che proprio negli spazi inutilizzati di Venezia, alcuni dei quali sappiamo essere edifici pubblici di grandissima importanza e dai quali si vorrebbe e si dovrebbe senz'altro partire per questo progetto di rivitalizzazione, ecco che il connubio tra Learning City e Creative City forse potrebbe essere l'ingrediente da cui partire. Grazie. Grazie. Come vi dicevo, Sergio Pascolo ci ha dato ragioni oggettive per essere ottimisti. Tutte le città europee cacciano le automobili dai loro centri, noi non le abbiamo. Tutte le città europee dicono dei propri cittadini di muoversi, andare in palestra, eccetera. I veneziani sono in una palestra continua, hanno i ponti, le strade.
In America la moglie del presidente Obama lanciò un programma: non prendete l'ascensore, andate a piedi, ne va per le vostre coronarie. Noi non abbiamo gli ascensori, quindi, voglio dire, siamo modernissimi senza saperlo, questa è la verità. No, ma credo che poi forse l'ultima cosa, la cosa più importante che viene detta, ma noi non, come posso dire, non la registriamo troppo, perfino nella presentazione del PNRR in sede europea, nel preambolo, viene detta una cosa che per noi è importantissima. Si parla del futuro delle popolazioni, di come sarà valutato il benessere delle popolazioni, e viene detta una cosa, che la bellezza naturale, nel nostro caso la laguna, o umana, l'architettonica, cioè architettonica, artistica, eccetera, sarà sempre più parte integrante e necessaria dello sviluppo dei popoli europei. Quindi anche questo elemento che noi tendiamo un po', come posso dire, a sottovalutare, a dare per scontato, perché la bellezza l'abbiamo sotto casa, anche questo elemento ci rende, come posso dire, competitivi e moderni. Solo che aggiungo una cosa e poi mi chiudo: tutto questo mondo non è che adesso ci bussa alla porta e dice guardate stiamo arrivando, se noi non lo predisponiamo noi resteremo fermi, insomma bisogna fare qualcosa, ecco, non crediamo che questo sia un automatismo, come posso dire, a cui ci possiamo affidare. Bene, è arrivato il momento di cedere la parola alla protagonista della nostra serata, Donatella Calabi, l'eccellenza veneziana, tengo a ribadirlo, a cui dobbiamo questa serata. Mi alzo in piedi perché sono troppo piccola. Ringrazio tutti perché avete colto assolutamente quelli che sono gli elementi fondamentali del lavoro che stiamo facendo, che ho fatto ma che stiamo facendo collettivamente. Ottimismo e atteggiamento visionario, che sono stati citati all'inizio, sono esattamente quello che io vorrei richiamare in questo momento e che mi sembra assolutamente fondamentale, di cui questo libro costituisce un pezzetto, ma il resto del lavoro che stiamo facendo perché guardo questa sala e vedo una serie di persone con le quali sto lavorando da veramente un numero notevole di anni, è proprio quello dello sforzo civico, chiamiamolo così, per cercare di riflettere su che cosa fare di Rialto. E forse il discorso a cui ha cominciato ad alludere Sergio Pascolo, ma al quale posso aggiungere qualche elemento, è proprio quello del progetto, che cosa pensiamo di fare di Rialto, prima di dare la parola a voi, ai presenti in sala, che sicuramente possono aggiungere elementi a tutto questo. La questione fondamentale, secondo me, è quella che non dobbiamo pensare solo a Rialto e solo a Venezia, ma guardandoci intorno ci rendiamo conto che la maggior parte dei mercati, almeno quelli europei, sono in crisi. E sono in crisi perché il modo di commerciare sta cambiando per tutti. Ci sono i supermercati, c'è l'acquisto delle cose online e metterci su un piano competitivo con tutto questo veramente non avrebbe nessun senso, sarebbe perdente. Ragione per cui l'unico modo per pensare in un modo diverso ai mercati, ed è quello che molte città europee stanno facendo, quelle in cui i mercati sono vivaci, sono viventi, è quello di offrire contemporaneamente una compresenza, un insieme di esperienze di tipo molto articolato, che vanno dall'acquisto sicuramente dei prodotti alimentari, ma anche dei prodotti d'artigianato, ma anche le esperienze culturali e così via. Se voi vi guardate intorno, io credo che questo stia avvenendo veramente in moltissime città europee. Qualcuno prima citava Barcellona, molte delle città spagnole, ma questo è vero anche a Zagabria, è vero anche a Firenze, è vero anche sicuramente prima è stato citato il Borough Market di Londra, insomma ne abbiamo veramente moltissimi, nei quali lo sforzo per mettere insieme la vendita di prodotti alimentari di qualità e a Venezia da questo punto di vista credo che non abbiamo problemi e difficoltà, ma contemporaneamente anche la possibilità di vendere prodotti elaborati, lavorati, il pesce fritto, il pesce buono, prodotto in laguna o nell'Adriatico e poi elaborato secondo le ricette tradizionali, le verdure di laguna,
E contemporaneamente però la quantità enorme, lo citava prima Sergio Pascolo, dei prodotti d'artigianato, ognuno ha le proprie deformazioni. Io, essendo un architetto, sono molto sensibile a tutto quello che riguarda i settori del restauro dell'edilizia. Sono convinta che l'artigianato che riguarda il restauro dei pavimenti alla veneziana, del battuto alla veneziana, dello stucco, delle coperture in legno, di una serie di altre lavorazioni che hanno a che fare con il restauro architettonico, non possano temere confronti nei confronti di tutto il mondo. Mi è capitato in occasioni particolari di incontrare degli artigiani che lavorano in questi settori, i quali contemporaneamente a piccoli lavori che stavano facendo a Venezia in edifici monumentali importanti che vanno da Palazzo Ducale al Conservatorio ad altri, lavoravano in Canada oppure negli Stati Uniti oppure a Parigi, e mi dicevano: ma perché dobbiamo andare a insegnare il nostro mestiere, le nostre capacità là, invece che avere qui la possibilità di mostrare quello che sappiamo fare? E mostrare quello che sappiamo fare significa anche mostrare sicuramente le competenze tradizionali, quelle passate di generazione in generazione, ma anche una voglia di innovazione che molti di questi artigiani hanno e rispetto alle quali stanno sperimentando cose nuove. Allora, tutto questo a Venezia esiste, ma è frammentato, ciascuno lavora nel proprio buchetto dove ha potuto trovare un luogo in affitto, spesso ad affitti carissimi e così via. Perché tutto questo non riesce a trovare un minimo di organizzazione, di coordinamento che consenta contemporaneamente di avere una vetrina, cioè di mostrare queste cose, ma anche di insegnare, di far scuola, di avere dei piccoli... Prima Sergio parlava di formazione. La formazione non significa soltanto le aule universitarie, non sto parlando dei corsi universitari che pure a Venezia esistono e hanno una loro... molte sedi più che adeguate, ma esistono possibilità di insegnare cose che anche quelle cambiano nel tempo e stanno cambiando moltissimo negli ultimi anni, workshop, seminari, in parte online e in parte no. Questo tipo di movimentazione è, a mio modo di vedere, potrebbe essere una potenzialità rispetto alla quale Rialto avrebbe un senso. Il recupero di quella molteplicità, di quella complessità di cui parlavano i colleghi un momento fa e che ha avuto Rialto per secoli, secondo me è proprio quella su cui noi dovremmo puntare. Puntare quindi su sicuramente la vendita, il mercato alimentare, questo non ci piove, è una delle cose importanti, ma se il mercato alimentare, oltre che essere soltanto la vendita del chilo di zucchine, diventa anche la vendita di prodotti elaborati, di qualcosa che si mangia sul posto, la Municipalità di Venezia considera che avere quello che loro chiamano street food sia elemento di degrado. Io credo che questo non abbia nessun senso, francamente nessun senso. In tutti i mercati europei che io conosco succede che si va anche ad assaggiare quello che ti propone il mercato stesso, e questo a Venezia potrebbe avere una ricchezza immane anche per i visitatori, anche per i turisti. E se accanto a questo ci sono prodotti artigianali di vario ordine, io prima parlavo di quelli edilizi perché questi sono quelli che in qualche modo conosco meglio, ma pensate a tutto quello che riguarda gli oggetti di vetro, le perle, la ruga degli Oresi a Rialto si è trasformata molto negli ultimi 2 o 3 anni, offrendo delle cose di alta qualità. Tutto
tutto questo messo insieme, secondo me, potrebbe avere la capacità di offrire delle esperienze di vita anche ai visitatori, anche ai turisti e di conseguenza anche ai cittadini. Io credo che la complessità alimenti la presenza e l'interesse per tutti, per chi viene da fuori, come le nostre due amiche qui, che dopo tutto sono cittadine anche se non sono iscritte all'anagrafe veneziana, e per chi invece abita tutto l'anno o per periodi molto lunghi, perché tra l'altro il tenere presente le persone che abitano a Venezia per periodi più o meno lunghi è, a mio modo di vedere, qualcosa che interessa moltissimo. Pensate agli studenti, pensate ai giovani ricercatori di vario ordine e grado. Le scuole a Venezia ce ne sono tante, università, conservatorio, accademia di belle arti e via via, ne posso citare tante altre. Quindi secondo me mettere insieme gli alimenti, la vendita alimentare, l'artigianato e la formazione e puntare sull'intreccio di tutto questo, puntare sulla complessità, recuperare la complessità, in questo senso la storia ci insegna qualcosa. Rialto è sicuramente stato quel luogo di complessità e di compresenza anche di persone che vengono da fuori, il cosmopolitismo di cui si parlava un momento fa, che secondo me ancora esiste a Venezia e si può riproporre. Per arrivare a una visione più concreta e progettuale, e avendo anche una volontà di essere visionari, un po' visionari, io ricordo sempre che a Venezia ci sono 2 edifici pubblici, uno vuoto da più di 10 anni, si tratta del primo piano della pescheria, della loggia della pescheria, sono più di 10 anni che quell'edificio che ha circa 1000 metri quadrati è completamente vuoto. In questo momento sede di Guano del Piccioni e basta, la aprono un giorno all'anno per fare la iscrizione alle gare della Vogalonga e basta. Qualche giorno fa una persona che è qui presente mi diceva che c'è stato un grande temporale, è piovuto dentro. Il tetto in realtà è stato rifatto da poco. Il tetto della pescheria è stato rifatto da non moltissimi anni, quindi la struttura edilizia è sostanzialmente solida, però è chiaro che qualsiasi edificio abbandonato per tempi lunghi poi degrada, e questo è un esempio. L'altro, sul quale la visionarietà è particolarmente utile e importante, ma è anche questo di proprietà pubblica, sono le fabbriche nuove del Sansovino che abbiamo visto prima nelle diapositive di Deborah, i tribunali. Noi sappiamo che il Tribunale si è già spostato in buona misura nella cosiddetta cittadella della giustizia a Piazzale Roma, sappiamo che l'ultima gara d'appalto è stata bandita, quindi è un problema di tempi di lavoro. Adesso stanno lavorando a Piazzale Roma per terminare la cosiddetta cittadella della giustizia, il che significa che le fabbriche nuove, che sono grandissime, io non vi so dire i metri quadrati, ma sono veramente grandissime, che hanno un enorme portico a piano terra, l'abbiamo visto prima nella diapositiva mostrataci da Deborah, la quale però, portico a piano terra, è in buona parte ospita le Pantegane, perché questo va detto, è un luogo che per una sorta di forum dell'artigianato sarebbe, secondo me, strepitoso. I piani alti, una serie di attività di formazione potrebbero essere utilmente organizzate, naturalmente con le istituzioni cittadine, perché è chiaro che in operazioni di questo genere vanno coinvolte le istituzioni cittadine. C'è stato un momento in cui, del resto l'avete visto credo anche in questi ultimissimi giorni, Ca' Foscari ha costituito insieme a una serie di, mi pare, 10 università straniere, un consorzio che si chiama Eutopia. Non so se l'avete letto, io l'ho letto sui giornali quotidiani, ne sapevo qualcosa, avevo parlato un po' con la rettrice di Ca' Foscari. Eutopia è un consorzio di 10 università straniere che si propongono di fare delle attività che non sono i corsi istituzionali, ma delle attività a Venezia.
Ecco, a me sembra che operazioni di questo tipo potrebbero molto bene trovare posto lì e avere l'enorme vantaggio di suscitare interessi, suscitare curiosità, suscitare movimento per tutto quello che potrebbe trascinare tutto il resto. Allora, che Rialto sia il centro della città lo sappiamo tutti. Il corno si vende, lo citava prima, l'abbiamo fotografato perché era una di quelle scritte che avevano messo sulle tende che sono in pescheria verso il Canal Grande. Mi ricordo un libro molti anni fa ormai, scritto da Salvatore Settis, che aveva scritto su Venezia e aveva appunto insistito molto su questa cosa, il corno se vende. Il corno se vende e come lo si invece rivitalizza. A me pare che insistere sulla complessità, sull'intreccio fra persone, conoscenze, lingue, e chi più ne ha più ne metta potrebbe far parte del nostro progetto. Un progetto che va costruito, va articolato, va messo insieme, ma che in qualche modo è passato attraverso molte delle persone qui presenti che in iniziative varie si sono dati da fare in questa direzione. In questo senso io volevo ancora citare un piccolissimo esempio, vedo là in fondo Giovanni Leoni. È un fatto che negli ultimi mesi, perché è una questione di mesi, la pescheria è diventata un punto di riferimento per le assemblee cittadine. Questo a me pare un fatto molto positivo. Sicuramente non è l'elemento che fa vendere il pesce in pescheria, però è sicuramente un elemento che muove la cittadinanza. E voi probabilmente avete visto che c'è stato ieri, credo, il mercato della creatività, no? Come si chiamava? La giornata dell'artigianato comunque. Ecco, forse un mese fa c'è stata una grande cena di cittadini organizzata dal regista Andrea Segre e dalla sua, insieme a una serie di associazioni che a vario titolo e in vario modo si stanno occupando di Venezia. Per domani sera, credo, è stata convocata un'assemblea sulla questione degli ingressi a Venezia, del pagare il contributo d'ingresso, eccetera. Ora, sono elementi tutti, secondo me, importanti da discutere. Sicuramente anche qui dentro non saremo tutti d'accordo sulle risposte, ma sono elementi importanti. Il fatto che si identifichi Rialto come luogo in cui queste cose i cittadini le vanno a discutere, si confrontano su questi temi, a me pare un piccolissimo elemento che segnala che in fondo un minimo di identificazione con questi luoghi c'è. Certo non basta, dobbiamo lavorarci molto, però io credo che qui ci siano alcune persone che in questa direzione stanno lavorando da molto tempo e l'atteggiamento giusto sia proprio quello che tutti voi rivendicavate un momento fa. Adesso mi piacerebbe che i presenti parlassero. Grazie Donatella. Con questo intervento di Donatella noi chiudiamo questa prima fase e passiamo a una seconda. Però voglio dire brevissimamente una cosa. Mi ha molto colpito il riferimento agli edifici abbandonati o deserti. Più di un terzo della nostra città è fatta di edifici che non sono utilizzati. E fino ad ora cosa si è detto? Io la butto lì in soldoni, ma cosa si è detto? Si è detto l'edificio abbandonato, facciamo un resort 5 stelle lusso, sempre 5 stelle lusso, mai 4, 3, sempre 5 stelle lusso. Allora, è possibile continuare su questa strada? No. Secondo me è impossibile. L'alternativa qual era? E la risposta che veniva data è: ma piuttosto che abbandonato con le Pantegane è meglio un resort 5 stelle lusso. Ora, io non voglio dover scegliere fra il resort 5 stelle lusso e le Pantegane. Ci deve essere un'altra via, c'è senz'altro un'altra via. La butto lì. Andiamo da Elon Musk, quello della Tesla, che vive in California e che progetta dalle caffettiere ai veicoli spaziali, dice: guarda, c'è un edificio abbandonato a Venezia, manda i tuoi ricercatori, te lo diamo gratis per 50 anni, staranno benissimo a Venezia, perché la creatività a Venezia, insomma, verrà amplificata, non certo diminuita. Proviamoci, è sempre meglio del resort 5 stelle lusso delle Pantegane. Allora, passiamo alle domande.
Però vi pregherei una cosa, questa è una mia idea, ma insomma vorrei che chiedete quello che volete, però restiamo nell'alveo di un tema: come fare per fare in modo che progetti come questo di Rialto o altri progetti diventino realtà, che cioè non se ne parli in questa sala e poi non succede più nulla. Quindi chiedete quello che volete, ma cerchiamo di restare in questo modo. Cosa possiamo fare noi per fare in modo che questi progetti in qualche modo si trasferiscano nella realtà? Prego, la parola a voi, anche a voi naturalmente. Prego. Un attimo solo. Arriva il microfono. Allora, buonasera e grazie per questa occasione. Allora, voi avete messo al centro Rialto. Cosa sarà di Rialto? Come andrà a finire? Allora, io sono la presidente di un piccolo comitato, Rialto Novo. Siamo sorti 13 anni fa per i residenti, perché cominciava ad esserci una movida un po' pesante. Infatti io vengo da una riunione con il capo dei vigili urbani, proprio perché ha ricominciato a essere forte in certe ore notturne, e perciò, come tutelatrice dei residenti, anche di Rialto, ho voluto avere questo incontro e sono stata ascoltata. Allora, e voi avete messo Rialto. Allora, il mio lavoro di questi anni è sempre stato quello di rivitalizzare il mercato, oltre che guardare gli abitanti e le loro esigenze. E allora abbiamo ascoltati, abbiamo fatto conferenze o visite guidate per conoscere non solo Rialto, ma le altre parti della città. E adesso, da quando altri amici che sono qua hanno lanciato questa idea, anche se sono avanti negli anni e ho molto rispetto per quello che è il passato e tutta la storia veramente documentata e insegnata. Il presente lo sto vivendo. Per il futuro, anche se non sarò più qui, vorrei che Venezia fosse veramente rivitalizzata, e rivitalizzare il mercato vuol dire portare nuovi abitanti a Venezia. Allora, siccome lo sapete tutti, le case, gli appartamenti sono dati in grande maggioranza ai turisti, perché portano più soldi, ma stanno qui 4 giorni, 3 giorni, una settimana. Voi avete lanciato sia dottore, scusi il nome non mi ricordo, Pascolo, sì. Sia la Donatella Calabi, il lavoro di ricerca, che non è più il lavoro che c'era una volta, veniamo a lavorare, a fare il mercato all'ingrosso, no, non c'è più. Dobbiamo portare lavoro a Venezia di questo tipo. Donatella diceva di ricerca, le università stanno già lavorando, e anche altre organizzazioni che sono venute alla Giudecca a Venezia. Dobbiamo trovare il modo di regolamentare il numero di case date ai turisti e calmierare i prezzi, così allora questi lavoratori, scienziati, ricercatori o artigiani, che possono avere un'abitazione vivibile a Venezia. Ecco, questo. Allora, io che rivitalizzavo il mercato con le cose vive, la mostra dell'artigianato e altre cose, ho detto sì, lo faccio ancora, però voglio che per il futuro ci sia proprio questo: portiamo abitanti a Venezia e portiamo posti di lavoro. Ecco, questa mi dà gioia, perché sento che ascoltiamo. Grazie. Grazie. Vuoi rispondere tu? Vorrei aggiungere un commento in questo argomento, perché secondo me gli abitanti devono avere lavoro. Quando ho cominciato il dottorato a Venezia 50 anni fa, c'erano banchi, compagnie di assicurazione, tanti uffici, tanto lavoro normale, no? I banchi fanno parte della storia, o le banche, come si dice? Le banche fanno parte della storia della città. Anche l'assicurazione.
E come possiamo incentivare queste ditte a ritornare, a ricreare sedi qui a Venezia? Io raccoglierei l'appello di Sergio Pascolo, cioè che non possiamo andare contro il mondo che c'è, ma dobbiamo inserirci. Le assicurazioni, le agenzie di turismo, le banche hanno subito una trasformazione straordinaria, non potranno tornare quelli di prima, bisogna cercare altre cose e ce ne sono tante per fortuna, però vorrei continuasse il dialogo con voi. Chi vuole parlare? Vado là, vengo questo qua. Buonasera a tutti. Volevo portare un esempio che io trovo emblematico e interessante. In questi giorni all'Accademia c'è la mostra di un artista giapponese che si chiama Ritsue Mishima, che lavora col vetro. Io Ritsue Mishima la conosco benissimo perché arrivò a Venezia una quarantina d'anni fa sposando un mio amico e per questo la conosco e l'ho vista vivere a Venezia, imparare l'italiano, ma lei non era un'artista, era una persona normalissima che veniva qui, faceva la vita di una persona, casa, cercava il lavoro, ma sostanzialmente non era questo che gli interessava soprattutto. Poi le vicende della vita l'hanno portata a trovarsi da sola nella città, ma non andò via e del tutto casualmente si avvicinò al vetro e scoprì che il vetro era una materia che le piaceva tantissimo e gli interessava. E si interessò, ci avvicinò, andò a Murano, parlò con i maestri vetrai. Insomma, per farla breve, nel giro di non pochi anni, parecchi anni, è diventata una specie, come dire, di secondo Fortuny. Fortuny venne a Venezia, scoprì che Venezia aveva una storia di tessuti meravigliosa e fece i tessuti a Venezia. Lei viene a Venezia, scopre che a Venezia fanno dei vetri meravigliosi e si inventa, nel senso migliore della parola, artrice che fa sculture in vetro e lavora qui a Venezia ormai da molti anni con un gruppo di vetrai veneziani, produce le sue opere che sono ormai note in tutto il mondo perché fa mostre in tutto il mondo, da ultimo l'accoglie l'Accademia delle Belle Arti con questa mostra le sue sculture in vetro di questi giorni. Cosa voglio dire? Venezia propone delle idee, propone dei modelli, ci vogliono le persone che le sappiano cogliere, come è stato Fortuny 100 anni fa, come era Ritsue oggi, e che li sviluppino. Ma questo qui pone anche una questione, cioè il livello, cioè non si può pensare che Venezia proponga delle produzioni a un livello, non dico basso, ma neanche medio, propone posizioni a livello elevato. E questo qui pone un problema anche che ha dei risvolti politici non indifferenti, cioè che tipo di popolazione portare a Venezia. A Venezia praticamente la popolazione che può essere interessata è una popolazione del ceto cosiddetto medio-alto, che viene a Venezia perché qui trova le ragioni per sviluppare una sua idea, un suo lavoro, una sua proposta che è di livello medio-alto. Ma questo è possibile e le occasioni sono tante. Anni fa, per esempio, si parlò di fare Venezia il terzo grande centro di restauro italiano dopo quello di Roma e di Firenze, delle pietre dure, doveva andare all'Arsenale. Non si è fatto più niente. Quella era un'occasione meravigliosa per portare a Venezia delle attività importanti, interessanti. Insomma, voglio dire, portare gli abitanti a Venezia, ma bisogna creare le occasioni di lavoro. Le occasioni di lavoro ci sono già a Venezia, devono essere esposte, valorizzate, segnalate e soprattutto favorite anche dal punto di vista economico, fiscale.
Questo è un lavoro molto importante che però, voi capite, cozza contro un'amministrazione che per esempio pensa di risolvere il problema delle onde di Canal Grande non limitando il traffico dei motoscati ma limitando il traffico delle barche a remi. Cioè questa è una visione talmente distorta che è quella che ci sta portando alla rovina. Grazie. Raccogliamo anche qualche altra voce, poi magari do la parola. Prego. Un attimo solo. Prego, il microfono. Scusate, solo per una precisazione, solo perché da amministratore sto ascoltando e sto zitto, però siccome è stata ripetuta già 2 volte, è stato il comandante Agostini, una cosa tecnica con una commissione che ha detto la cosa delle barche a remi che devono andare fuori e lasciare lavorare chi fa motondoso, e sappiamo benissimo chi è Marco Agostini, è il comandante. Penso che qui a Venezia ha fatto storia perché è stato un grossissimo esponente della democrazia cristiana, consigliere comunale, direttore generale nell'era di Orsoni, nell'amministrazione Orsoni, quindi politicamente lui proviene da un mondo e ha fatto quella cosa lì che ha detto in commissione, una cosa tecnica. Non è sicuramente idea dell'amministrazione dire una cosa del genere, cioè politicamente non c'entra proprio niente, quindi per l'amor del cielo, anch'io sono contrario, sono cresciuto in barca, quindi... No, grazie per questa precisazione, grazie per questa precisazione, che è una cosa tecnica, speriamo di non morire di tecnicismo per ogni altro. Va bene, grazie di questa precisazione, prendiamo atto. Prego, qualche altra intervento, poi rispondiamo o cerchiamo di rispondere. Prego. Giovanni Leone, avevo il piacere di riportare l'accento su un problema che secondo me è centrale a Venezia, che è un problema di cultura politica, di travaso tra la cultura e la politica. E per farlo, a mio parere, la strada maestra è quella di alzare la testa come cittadini. Questo è stato il tentativo di eleggere a Rialto a foro, a piazza della città e a destinarlo a tutti gli incontri e varie assemblee pubbliche. Abbiamo perso Piazza San Marco per una serie di ragioni, anche è vietato fare qualunque tipo di manifestazione all'interno di Piazza San Marco, per un decreto Maroni che peraltro io ritengo sia incostituzionale, e ora siamo davanti al TAR a Roma per contestarlo. Ma io credo che dobbiamo riappropriarci e accorciare le distanze con la politica, e per farlo dobbiamo riprenderci la città. Riprenderci la città vuol dire cominciare a contestare l'eccesso di plateatici, i divieti ai ragazzi di giocare a pallone, il divieto di stare davanti alla porta di casa e cenare o festeggiare. Io non sono veneziano, o meglio, sono veneziano di adozione e di elezione, perché l'ho eletta a mia città e la città mi ha adottato. Ma quando sono arrivato a Venezia, le feste dei bambini si facevano in corte, si facevano negli spazi pubblici, perché la natura di questa città è quella di una città in forma di casa. Cioè la Calle è estensione, è uno spazio domestico di cui siamo stati espropriati progressivamente. Abbiamo lasciato fare e ora io sono per l'ottimismo della ragione, però dobbiamo stare attenti, perché veramente stiamo arrivando a dei livelli tragici. Quest'ultima affermazione di Agostini, io non vorrei fermarmi su un'affermazione che poi era all'interno di un contesto per cui andrebbe collocata, però è vero anche che abbiamo avuto 2 anni di Covid, di pandemia, che ci potevano permettere di ragionare. All'interno, vedo qui Guido Moltedo con la rivista Italy, in Italy ci sono una serie di contributi, uno di questi era proprio sui trasporti. Ad esempio, perché anziché pensare agli alberghi, al tronchetto, non si ragiona su una circolazione periferica del trasporto delle merci e poi una penetrazione all'interno della città con barche a remi o con barche elettriche o con barche minori. Invece ragioniamo esattamente al contrario, le barche a remi
disturbano i vaporetti, i barconi eccetera, e allora siccome i barconi devono fare manovra fanno moto ondoso, quindi la colpa ergo è delle barche a remi. No, perché non ragioniamo su questo? Cioè, se avessimo una circolazione periferica con una serie di depositi, di centri in cui vai a posare le merci e poi ciascuno le prende con delle barche più piccole e le porta. Ecco, io credo che noi cittadini dobbiamo cominciare ad alzare la testa e smettere di farci mettere all'angolo come se facessimo soltanto protesta, lasciando inascoltate e nel dimenticatoio tutte le nostre proposte, che sono tante e utili per la città. Grazie. Un'altra domanda, cioè un altro intervento? Prego. Buonasera, mi chiamo Gino Mascari, ho un'attività a Rialto. Due considerazioni. Permesso? Qui, così. Ecco qua. Due considerazioni semplicissime. Riguardo il ripopolare Venezia, mi piace l'idea dell'ottimismo, è la cosa più bella, però dobbiamo essere razionali. Cioè, questo spopolamento non è stata una cosa casuale e non appartiene sicuramente solo al centro storico veneziano. Firenze, Roma, vedremo che siano tutti i centri storici che hanno ovviamente questo spopolamento continuo. Chiamiamolo prezzi degli appartamenti, chiamiamolo come vogliamo, però è un dato di fatto. Ripopolare una città come Venezia, che è da anni che si sta decentrando tutto fuori Venezia, perciò parliamo di uffici generali e via dicendo, per un problema anche diciamo logistico, perché è più facile gestire in terraferma sicuramente, però quando togliamo il tribunale dal centro di Venezia, quando togliamo, che ne so, diciamo le assicurazioni generali e quant'altre compagnie che danno lavoro a impiegati, è vero, si può ripopolare con le eccellenze, ma in che percentuali avremo queste eccellenze? Quanti sono in grado di fare le sculture scusate, parlo del legno perché a me piace il legno, di vetro? Quanti sono in grado di dare un artigianato di livello? Qui si parla, se vogliamo parlare di ripopolare Venezia, di famiglie che ripopolano la città, perché un mercato come quello di Rialto, che a me piace l'ottimismo, ma dobbiamo dircelo fuori dai denti, è morente, ok? Perché è morente. Io ho un'attività là da 75 anni e sono nato in casa de cura, che era quella di fronte a Cadoro 61 anni fa. Perciò diciamo che un po' il termometro della situazione ce l'ho. Perciò se vogliamo parlare di cose concrete, l'idea era bella quella della Tesla, diciamo portiamo dentro delle grosse compagnie a livello mondiale dove con i loro impiegati lavoreranno a Venezia come centro di eccellenza e per essere anche ispirati, ma queste compagnie non devono avere solo l'impiegato di turno, si deve portare la moglie, i figli. Allora così si ripopola una città. Ma attenzione, adesso il problema del mercato di Rialto, della frutta, del pesce, è limitrofo. Qui stiamo cercando di salvare prima di tutto un pezzo di storia importantissima, la più importante evidentemente non solo per la città ma anche a livello mondiale. Se parlavamo della Wall Street di allora direi che ne vale la pena. E poi dobbiamo salvare un'altra cosa molto importante che non ci dimentichiamo, che forse ci dimentichiamo a volte, la socialità che crea un mercato come quello di Rialto. In una città come Venezia, che è fatta ormai da noi, sto scivolando da noi anziani, scusatemi, da più persone anziane, trovarsi al mercato a comprare il chilo di patate, il sardè o qualsiasi altra roba è un modo per confrontarsi, per togliersi anche dalla solitudine. Anche questo è una cosa molto importante da considerare. Le soluzioni, quel signore che è intervenuto prima, lo presento io, lui non è l'assessore Costalonga al commercio, con il quale si sta prodigando, devo dirlo qui, io lo so che siamo in campagna elettorale ma io non c'entro niente con la politica, lo dico proprio di cuore, si sta prodigando per fare quello che può per il mercato, diciamo, delle bancherelle, ecco, con il quale ci siamo trovati più volte e auspico ci troveremo ancora, perché in realtà al di là delle, diciamo,
delle capacità a livello europeo di poter trarre dei soldini per dare una svolta anche a livello di ristrutturazione del mercato, ci sono anche dei privati che sono pronti già a investire. Questo non se ne parla, ma la dottoressa Calabi, io, la signora Giaretta, sappiamo che abbiamo avuto degli incontri con professionisti veneziani che sono pronti a investire non 10-20 euro, molto di più, per salvare le loggette, per dare uno sprono. Quello che si chiede a questa amministrazione, e non mi rivolgo al signor Costalonga, ma a colui che è di sopra, se si può dire sopra a Costalonga, si chieda che abbiano l'umiltà di confrontarsi con i nostri progetti, che abbiano l'umiltà di credere che per noi veneziani Rialto e per tutto il mondo è qualcosa di importante da salvare. E allora noi ti mettiamo su questo tavolo, caro non si sa chi, possiamo dire caro sindaco, perché alla fine è là che si blocca la questione. Ti mettiamo sul tavolo i soldini, e attenzione che non sto raccontando frottole, i soldini, ti mettiamo sul tavolo la capacità di creare qualcosa di nuovo, un progetto che non sia mio, che non sia della Donatella, che non sia del signor Costalonga. Lavoriamoci insieme. Non sarà certo abbassando il prezzo delle patate a Rialto che arriva gente, ma avendo un'idea ormai serve geniale per attirare l'attenzione a livello culturale in una zona come Rialto. Scusate, grazie. Dobbiamo darci un limite di tempo? Grazie. Io intervengo perché è intervenuto l'assessore, altrimenti non mi sarei permesso di intervenire. E ringrazio naturalmente la Donatella Calabria e tutto il gruppo che lavora a questo progetto. È evidente che essendo intervenuto l'assessore mi trova necessità questo intervento, anche riferendomi a quanto prospettato per spero che non vada via adesso. Sta andando via adesso. Spero che non vada via adesso. Ecco, capito? Questo è il tema, è bravissimo ad essere presente, però se ne va quando ci sono i problemi. Ma sta un attimo qui, no? Un minuto. Guarda, la domanda è, in Consiglio Comunale io ho chiesto questa cosa che è uscita prima, e cioè di fare street food o comunque l'utilizzo ecco, l'ho proposto. No, guardi, noi non vogliamo essere complici del sequestro di persone dell'assessore. Se deve andare, guarda, siccome su questo può rispondere, perché è lui che ha il potere di fare. Però voglio dire, l'assessore ha problemi come tutti, no? Sono contrario allo street food perché mi sembra che a Venezia non abbiamo un problema di questo genere. Va bene, dai, grazie. Ciao. Basta, chiudo. Non volevo intervenire, scusatemi. Comunque complimenti a tutti. Vabbè, allora, sentite, c'è un'ultima domanda, poi direi fermiamo le domande e darei la parola brevissimamente ai nostri ospiti per chiudere la serata, perché sennò siamo già... Devo dire, la qualità degli interventi è molto buona, è molto propositiva, molto positiva, insomma, devo dire, bene. Prego. Ecco, però siccome questa associazione trasversale lavora ormai in modo consistente da anni. Scusi, quale è questa associazione? Progetto Rialto. Sì. Quali sono poi i passi concreti che possiamo fare? Cioè, l'assessore ci ha lasciato. È chiaro che ci vuole la collaborazione delle amministrazioni. Quali sono i passi concreti? Cioè, la presentazione di una serie di progetti all'amministrazione, cioè è bellissimo scambiare le nostre opinioni, le nostre idee. Le idee ci sono. Cioè, adesso sarebbe bello poter concludere, perché questo non è il primo incontro che si tiene, con qualcosa di concreto, cioè quale sarà il prossimo passo? Fine. Mi sembra un'ottima domanda. Comunque, scusatemi una cosa, noi in questa sala mi sembra che siamo tutti d'accordo, no? Allora, mi sembra quel prete che era famoso per i suoi sermoni contro quelli che non andavano a messa, e faceva dei sermoni tremendi, però li faceva a quelli che andavano a messa, capito? E non a quelli che non andavano. Allora, siccome qua siamo tutti d'accordo,
restiamo sul tema che vi ho detto. Adesso io darei la parola brevemente. Cosa possiamo fare perché questi progetti come questo e altri che emergono dalla società civile possano in qualche modo uscire dall'Exale e diventare realtà, no? Ecco, questa è la domanda. Allora, io comincerei da Sergio Pascolo per concludere con Donatella Calabi. Prego Sergio. Che impressione, che commenti vuoi fare, quanto hai sentito? Qualche considerazione, perché sono state dette tante cose ed è vero, è anche molto piacevole in un certo senso sentire questa unicità di pensiero, perlomeno sintonia di pensiero tra tanti di noi. Una cosa che è stata detta riguardo alla questione, il signore che è intervenuto da qua che non mi ricordo, ecco, per quanto riguarda attirare persone, ripopolare Venezia, chi siamo capaci di attirare e che tipo di mix sociale stiamo creando. Io penso che sicuramente, come anche Giampaolo Scarante ha sottolineato più volte, il mondo è cambiato, quindi è chiaro che possiamo attirare persone di tipo diverso rispetto a quelle che finora hanno abitato, ma questo secondo me non è una trasformazione in elite, per il semplice motivo che se riusciamo a attirare ricercatori, professori, persone che fanno innovazione, persone che lavorano in istituti di ricerca, bene, queste persone, a meno che non abbiano un incarico di 2 mesi, noi sappiamo benissimo che anche proprio per lavorare nelle università o per lavorare nei centri di ricerca a un certo punto a un determinato contratto è richiesto proprio il trasferimento, quindi il trasferimento con la famiglia auspicabilmente. Questo succede anche a chi di noi ha magari qualche opportunità di lavoro all'estero più fortunata, più generosa di qua. Io tra l'altro ho anche rinunciato a 2 o 3 offerte di questo tipo proprio per non spostare la famiglia, quindi questo è il meccanismo. Quindi questa molteplicità di nuove professioni io non le vedo come necessariamente una questione elitaria. È vero che possono essere numeri scarsi, però il caso della scultrice del vetro era un po' un caso forse limite, e auspichiamo che tutte invece le sommatorie di nuove professionalità, comprese quelle anche tecnologiche, quelle delle nuove tecnologie, e tutto quello che è produzione immateriale può avere sede, per il discorso del smart working, per il discorso del lavoro in remoto, in questa città pedonale straordinaria. Penso che questo non ci debba limitare o far paura dal punto di vista della deformazione sociale, perché se riuscissimo a fare questo, la presenza di queste famiglie, di queste persone, genera la necessità di servizi alle persone. E quindi tornano fuori i calzolai, tornano fuori le persone, ecco, questo senza adesso poter fare numeri precisi, però diciamo in linea per rimanere sul livello di visione, attirare persone di questo livello. È vero che possono essere principalmente o prioritariamente persone, è stato detto, di livello alto, perché questa è un po' è la famosa teoria della creative class del mondo che aveva coniato Richard Florida ormai quasi 20 anni fa. Però se noi questa città riusciamo a farla diventare un po' un magnete di creatività, di formazione e di persone che si occupano di questo trascina anche le altre. E la stessa cosa vale, ne stiamo parlando anche in questo periodo, in questi giorni, per il porto. Io ho sempre detto, attenzione, che se il porto, la famosa questione della perdita delle grandi navi, se si riesce a rimettere insieme un porto adeguato alla laguna, con navi ecologiche, con navi di piccola dimensione, che possono evidentemente, abbiamo visto circolare dei velieri meravigliosi in queste ultime settimane, ecco, i velieri ecologici che portano crociere di 50 o 100 persone, anche qui sono di nuovo un'elite, ma è un'elite che porta a terra la necessità di servizi che sono molto più
più qualificati e sono molti più servizi che non il semplice trasportare le valigie su e giù di un numero molto maggiore ed ecco, anche questo è la stessa tipo di trasformazione. Può darsi che certo ci sia una elevazione dello standard, che questo, ma questo non determina necessariamente l'espulsione delle classi che possono fornire i servizi e che servono e che diventano anche loro i nuovi cittadini. Quindi su questo mi sembra che si possa avere una buona speranza. Naturalmente anche l'intervento di Giovanni Leone secondo me è stato molto importante, perché è verissimo che siamo anche tutti testimoni che la città sta andando disastrosamente in una direzione diversa da quella che stiamo dicendo. Scarante l'ha sottolineato molte volte. Siamo qui anche per trovare il modo, anche l'ultimo intervento, cosa facciamo, da dove partiamo, come possiamo iniziare. A me sembra che l'intervento può esserci un po' di spunto, cioè credo che tutti noi vogliamo agire così, cioè per provare a partire. Io prima non l'ho detto, insomma, a fianco molto più giovane dell'associazione di Donatella, noi l'ha citato prima Giampaolo, ho fondato questa associazione che si chiama Venice Urban Lab, proprio per sostenere, per supportare iniziative di questo genere, anche nella progettualità anche specifica. E quindi ci associamo al progetto Rialto nei termini che sono stati suggeriti. Naturalmente nel momento in cui c'è qualche investitore, c'è qualche operatore, abbiamo visto, ecco un altro motivo di ottimismo, dopo 10 anni di dibattito disastroso sull'ospedale al mare, alla fine dopo resort di 380 camere, demolizione di tutto, eccetera, eccetera, alla fine si è arrivati, attraverso ricorsi, attraverso proteste, attraverso operazioni appunto anche di ricorsi di Lidia Fesuo, che oggi mi sembra che non sia qua, al presidente di Italia Nostra. Alla fine è venuto fuori un investitore, sappiamo di queste settimane la notizia di questo signor Gotthard, che vuol fare un centro, anche lì un centro di ricerche sulla salute, in quello che era il gioiello della salute inventato a Venezia, e un'altra pietra miliare. Ecco, per Rialto io credo che forse, siccome la società di oggi è veramente mossa prevalentemente dal denaro, noi no, ma sappiamo che è così, soprattutto a livello di chi detiene il potere, ecco, questa modalità di rendere concreti con investitori che sono interessati a portare avanti cose che sono sostenibili nel senso più ampio del termine, che hanno questa capacità di essere integrativi rispetto alla complessità di cui abbiamo parlato prima, credo che questo sia una delle prime cose da fare. Brevissimamente, se vuoi dire qualcosa. No, brevissimamente, sì, non... Chieda alla Presidente di fare un incontro su questi temi. Domani sera alle 18 c'è l'incontro. Vabbè, adesso pronti già, prego. In due parole, mi sembra molto positivo che si siano coagulate intorno all'associazione Rialto altre associazioni, perché questo vi dà una forza che probabilmente nessuno di voi individualmente poteva avere. Ecco, adesso Prego, due parole. Io non ho soluzione semplice, ma secondo me Venezia deve rimanere un centro culturale, un centro di ricerche, ma io ho il sogno di attirare un'altra volta il settore finanziario, perché un ufficio può lavorare ovunque. Per cercare di rispondere alla domanda della signora là dietro, che giustamente diceva: ma allora che facciamo?
A me pare che oggi, oltre a una serie di ipotesi che sono saltate fuori da tanti di voi, il discorso, il richiamo fatto da Sergio su queste call che esistono, che sono aperte sulla creatività, ci chiamano. In qualche modo cerchiamo di rispondere a queste, cioè la cosa con la quale vorrei uscire stasera è dire: mettiamoci a tavolino, quelli che ne hanno voglia, troviamoci e cerchiamo di capire se possiamo rispondere proponendo qualcosa di concreto, di operativo a queste call, perché queste potrebbero affiancare la disponibilità, la buona volontà di alcuni degli imprenditori privati, dando una forza reciproca gli uni agli altri. Quindi io proporrei di uscire questa sera con questa idea: proviamo a metterci a tavolino, cerchiamo di rispondere a queste call. Io non so se ci sono delle scadenze, proviamoci. Se siete d'accordo su questo è già una piccola cosa sulla quale vale la pena di provare a lavorare. Grazie, allora con questo finale positivo io chiuderei la serata, però vorrei dire anche la mia ricetta per che fare, perché in fondo la domanda fondamentale su cui abbiamo girato è cosa fare, perché come vi dicevo noi abbiamo opinioni comuni su queste. Allora, io dico 3 cose semplicissime. Venezia, la società civile di Venezia non è morta perché sta esprimendo moltissimo. Quante associazioni ci sono? Quanti movimenti civici? Molti. Chi fa le regate, chi rema, chi voga, chi parla di alto, quanti saranno? Moltissimi. Quante istituzioni culturali ci sono attive? L'Ateneo Veneto, quello che mi viene in mente con il Presidente Magaraggia. C'è un mondo che è espressione della società civile, che è molto attivo, che esiste, che c'è. Se questo mondo con la società civile si collegasse, e non dico che diventassero tutti uguali, ma si collegasse fra di loro, lasciassero perdere le rivalità, le differenze che ci sono, e stabilissero per esempio 3-4 punti su cui tutti sono d'accordo, ecco, a quel momento andare a confrontarsi con le istituzioni ha un senso, perché uno va lì dicendo: non sono il progetto Rialto, sono 117 organizzazioni di Venezia che ti chiedono queste 1, 2, 3 cose, rispondimi, perché se no, guardate che già io so, il progetto Rialto è andato dal sindaco, gliel'ha esposto, il sindaco è stato completamente d'accordo, gli ha battuto sulla spalla, gli ha detto bravi, poi non è più successo nulla però. Allora, se invece c'è dietro qualcosa di più forte, c'è dietro una città che pulsa, che vibra, come siete voi, no? Come questa sera si è visto, e si coordina un po', perché guardate che qui quello che manca è un po' di coordinamento, perché noi parliamo di Rialto, poi parliamo di Botondoso, in realtà tutti questi problemi, se voi ci pensate, sono molto legati fra di loro, sono il problema della sopravvivenza concreta di una società che vive nelle sue espressioni. Insomma, io credo che la soluzione sia questa: impegnatevi sempre di più in questi movimenti spontanei e chiedete ai movimenti di collegarsi fra di loro, avere una opinione comune su poche cose ma importanti, e a quel punto avere un confronto diretto con le istituzioni che non potranno con la forza di avere dietro qualcosa. Io credo che questa sia la strada. Grazie per essere venuti e grazie molte e alla prossima. Posso dire ancora una sola parola? Vorrei ricordare a tutti che domani sera alle 18 in Pescheria c'è questa assemblea cittadina sulla questione degli accessi a Venezia. Credo che valga la pena di capire meglio che cosa l'amministrazione ha in mente, di ragionarci, di avere una proposta in merito, quindi tutti siete invitati a partecipare domani sera alle 18 in Pescheria.